Bene, passiamo alla parola del Signore. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 11. Abbiamo preso qualche minuto in più questa mattina. Cercherò di non essere lungo, ma penso che mi posso prendere qualche minuto in più. Sforerò forse 5 minuti. Ecclesiaste, capitolo 11, dal verso 1 al verso 6. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra, e se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda alle nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. Signore, parla al nostro cuore di fede, perché possiamo realizzare le cose meravigliose che tu hai in serbo per noi. Aiutami a condividere la tua parola. Abbi pietà di me, Signore, e in questo momento rivestimi della potenza dello Spirito Santo, perché una parola guidata dal cielo possa giungere e non pensieri umani. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Noi viviamo in una continua incertezza. La nostra vita non è fatta di certezze, la nostra vita è fatta di incertezze. Eppure il grande paradosso della vita umana è che c'era un sociologo morto poco tempo fa che ha dato una definizione che poi è stata usata da tantissimi altri studiosi. Proprio il nostro tempo è un tempo liquido, è un tempo senza punti di riferimento, e l'unica cosa certa è l'incertezza. Questa è un po' la chiave della nostra vita. Noi viviamo per avere cose certe, ma di fatto oscilliamo tra cose incerte. Nessuno di noi può dire che cosa sarà di noi nel giorno di domani, che cosa sarà dei nostri progetti, che cosa sarà del nostro impegno. Io ogni tanto mi cimento in lavori di fai da te, sono così presuntuoso da pensare di poter costruire qualcosa in casa mia, e quando ho il progetto sulla carta è perfetto, poi vado col trapano un po' troppo forte, faccio un buco in più, non posso più usare né quel pezzo di legno né quell'altra cosa, ho rovinato tutto e non lo sapevo prima. In realtà lo sapevo, ma la nostra vita è così, piena di incertezze, non tante certezze. E nessuno può appoggiarsi su garanzie sicure. Il vento può soffiare forte o può non soffiare. Le nuvole possono coprire il sole e darci un po' di refrigerio, oppure andare via, spostate dal vento, e continuare a farci sentire l'arsura del sole. Le cose che intraprendiamo noi non siamo sicuri che riusciranno bene. Qualcuno inizia un lavoro sperando che sia il lavoro che gli darà serenità, poi scopre che non gli hanno mostrato un aspetto di quel lavoro che forse avrebbe voluto conoscere prima, e dopo una settimana dice: è il lavoro che non fa per me. Qualcuno intraprende un'iniziativa e scopre che ci sono delle variabili che non aveva previsto e che rendono quella iniziativa estremamente complicata.
Questa è la normalità, se ci pensate, della nostra vita. Non vi sto parlando in modo pessimistico, è un parlare realistico, quindi non vogliamo avere una nota negativa mentre diciamo queste cose, è la realtà dei fatti. Ci sono cose che non possiamo prevedere. Ho incrociato adesso lo sguardo di Giordano e Stefania, avevano previsto di fare una breve vacanza negli Stati Uniti e poi c'è stato il coronavirus e hanno fatto una lunga vacanza negli Stati Uniti. Avendolo saputo io, e mi appoggio al messaggio della scorsa settimana, avrei fatto un biglietto per le Hawaii di 1 settimana e poi ci sarei rimasto 3 mesi. Avendolo saputo, ma non lo sapevo. Incertezza. E dunque, se questi sono i fatti, che cosa può spingere un credente, anche un credente, soprattutto un credente, che cosa può spingere un credente a intraprendere delle cose? E parlo soprattutto di cose che si riferiscono al regno di Dio. E io non lo so se inizio a servire il Signore, se andrà bene, se ce la farò, se avrò le forze. Che cosa può spingere un figliuolo di Dio a fare un passo in avanti se tutto è incerto? L'unica cosa che è richiesta ai credenti, la fede. Solo per fede noi possiamo mettere mano all'aratro, solo per fede possiamo, come dice l'Ecclesiaste, intraprendere delle cose. Noi possiamo, per la fede, iniziare un'opera credendo, avendo la fiducia che con l'aiuto del Signore la porteremo a termine. Solo la fede. Non abbiamo gli elementi, non abbiamo le variabili messe sul tavolo che ci dicono quest'opera funzionerà. Tu hai le carte in regola per portarla avanti, tu sei la persona giusta, tu sei la persona adatta, queste sono le condizioni adatte, questo è il tempo più opportuno. Non abbiamo nulla di tutto questo, abbiamo la fede però. Per la fede noi possiamo agire. Alleluia. E quindi noi dobbiamo andare avanti per fede. Senza fede è impossibile piacere al Signore. E tutto quello che riguarda le cose del Signore richiede fede. Perché serviamo il Signore? Perché andiamo avanti? Perché continuiamo a rimanere perseveranti nelle cose che abbiamo intrapreso? Perché continuiamo a confidare che ci sia un frutto? Per fede. Perché abbiamo fede nel Signore. Amen. Fratelli, se smettiamo di avere fede in Dio, noi abbiamo fallito, perché il più grande dei peccati è l'incredulità. Dio vuole che noi abbiamo fede. Qualcuno ha smesso di credere e avrà notato che smettendo di credere tutto si affievolisce, tutto si spegne, perché tutto è per fede. E allora per fede noi compieremo un'azione. Getta il tuo pane sulle acque, un'azione. Getta il pane sulle acque, fanne parte a 7, a 8, semina fin dal mattino e la sera non fermarti, agisci, compi l'azione, fallo per fede. Fallo incoraggiato dalla fede, fallo poggiandoti sulla fiducia che hai in Dio e in nient'altro. E quando si scrive getta il tuo pane sulle acque, il riferimento alle acque di un fiume, alle acque che si muovono, che scorrono, che hanno una corrente, e quindi il gesto di gettare il pane sulle acque già ha la consapevolezza che non lo puoi tenere fermo quel pane e che se qualcosa procede da quel pane che attira degli animali, che sfama i pesci o che porta del nutrimento altrove, già sai che non sarà davanti ai tuoi occhi perché l'acqua scorre, già sai che non puoi prevedere nulla di quello che fai, ma lo fai per fede. Qualcuno smette di pregare perché fa dei ragionamenti che non sono guidati dalla fede. Tanto non cambierà nulla, tanto la mia vita non cambierà, tanto ho già provato in passato e non è successo niente. Qualcuno smette di servire il Signore perché dice tanto servo persone che sono storte, sono state storte 50 anni fa, saranno storte ancora, quindi è inutile prodigarmi, è inutile avere zelo, è inutile spendermi la mattina e ancora la sera, perché tanto le persone che servo sono sempre uguali. Questi sono ragionamenti che non procedono dalla fede, ma chi ha fede opererà. Chi
Chi ha fede compirà l'azione. La direttiva che la fede ci dà è: agisci, muoviti, intraprendi generosamente, senza risparmio, cerca le cose del Signore senza posa, ricerca le promesse di Dio senza stancarti, fallo sulla base della fede, non smettere di credere. Parla di Lui a tutti, senza calcolare se qualcuno accetterà e se qualcuno non accetterà. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo c'è un'azione, quindi agisci, fallo per fede. E poi c'è una condizione che possiamo accettare soltanto se nel nostro cuore c'è fede in Dio. Dopo molto tempo lo ritroverai. La condizione è: impara che nelle cose del Signore non ti devi aspettare tutto subito. E noi sappiamo che forse la Chiesa di questa generazione, di questa epoca, questa lezione deve impararla prima degli altri, perché la nostra epoca è l'epoca del tutto subito. Ma c'è un momento in cui Gesù descrive che anche l'opera di Dio può essere tutto subito. Gesù lo insegna nella parabola del seminatore, ve lo ricordate? C'è un momento in cui è tutto all'istante, getti il seme e cresce subito la pianta. Il seminatore gettò il seme e lo gettò anche sulla roccia. E subito quel seme attecchì e nacque subito la pianta, crebbe. Ma poi il sole iniziò a scaldare e quella pianta morì perché non aveva radice profonda, era nata sulla roccia. Quindi c'è l'aspetto del tutto subito, ma non è una buona fine. La parola di Dio ci insegna che abbiamo bisogno di fede, perché i principi di Dio ci insegnano che dopo molto tempo tu rivedrai ciò che hai seminato, le fatiche, il tuo sudore, le tue lacrime, dopo molto tempo. C'è questa anticipazione. Non si vedranno subito i frutti. Ecco perché ci vuole fede. Ma io l'ho fatto, non è successo niente. E il Signore non è un prestigiatore. Il Signore è il creatore della vita. E la vita nasce nel profondo della terra. E il contadino va al mattino, va la sera, innaffia, cura la terra, ma all'improvviso nel segreto nasce qualcosa, l'opera di Dio, e germoglia e porta il frutto che Dio desidera. Ci vuole fede però. Fratelli, voglio anticipare a qualcuno che forse è scoraggiato perché non sta vedendo davanti ai suoi occhi ciò che sta sperando. Continua ad avere fede in Dio. Dio forse non ti fa vedere il frutto dell'opera che stai compiendo per Lui. Perché? Ti sta insegnando la meravigliosa lezione della fede. Ci vuole fede per sottostare a questa condizione dopo molto tempo. Se avremo fede, anche non vedendo presto i frutti, noi continueremo a gettare senza posa, continueremo ad agire senza scendere a conclusioni affrettate, non giudicheremo le situazioni sulla base delle nostre impressioni superficiali e non muteremo i nostri sentimenti, i nostri umori, se non vediamo che le cose vanno come noi vogliamo. Perché? Perché abbiamo fede in Dio. Allora la condizione del dopo molto tempo è una condizione della fede. Tu conservi la pace nel cuore, dice Isaia, a chi è fermo nei suoi sentimenti. E dice la pace, lo ripete 2 volte, perché confida in te. Alleluia. Chi ha fede in Dio è sereno nella condizione del dopo molto tempo, ma chi ha fede in Dio vedrà la gloria del Signore, perché c'è una promessa: dopo molto tempo forse lo ritroverai, probabilmente recupererai qualcosa. No, una certezza, una parola certa: lo troverai. È una promessa, è un'affermazione chiara, senza condizionali. Ritroveremo quello che avremo affidato al Signore.
Perché diventa questo poi. Noi abbiamo operato, abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo avuto fede in Dio, vedendo quello che avevamo gettato sulle acque andare via. Ma vederlo andare via non è un disperarci, non è un rassegnarci, ma è un affidarlo al Signore. Chi ha fede non è disperato, chi ha fede affida a Dio quello che ha gettato sulle acque. Amen. E tutto ciò che è affidato al Signore torna dal Signore, accresciuto, arricchito, benedetto. Stiamo pregando perché i nostri cari incontrino il Signore. Gettiamo il nostro pane sulle acque. Il Signore ci dice: tu lo ritroverai. È una parola certa. Stiamo chiedendo le promesse di Dio. Stiamo continuando ad avere fede in Lui. Vogliamo avere questa fiducia perché tutto ritornerà, benedetto dal Signore. Se semineremo abbondantemente, raccoglieremo abbondantemente. La legge della semina che troviamo nella Scrittura, e si fonda sulla fede. Noi ritroveremo quello che abbiamo fatto per il Signore. E il Signore, per chiarirlo, ci mostra delle figure che sono davvero le figure che i bambini più piccoli possono comprendere. E dice il Signore: rifletti, figlio mio, quando le nuvole, che sono dei contenitori, sono cariche di pioggia, quando arrivano al limite del loro carico e non possono più contenerla, la riversano giù. E non c'è altra soluzione per scaricarsi della pioggia, la riversano. Quando un albero viene tagliato e viene tagliato in una direzione per la forza della gravità, lì dove parte a cadere, lì cadrà, non cadrà in un'altra direzione. Quindi tu quello che hai affidato al Signore, figlio mio, sappi che lo ritroverai. È una legge spirituale che ti deve incoraggiare, ed è la legge della fede. Noi siamo incoraggiati da queste figure così semplici ma così chiare, e proprio per la loro chiarezza infondono pace al nostro cuore. Noi non sappiamo se tra le tante cose, i tanti servizi, le tante lacrime, le tante preghiere, le tante testimonianze che abbiamo messo nelle mani del Signore qualcosa si spegnerà oppure tutto si accenderà. Noi non lo sappiamo, ma possiamo essere sereni se siamo guidati dalla fede. E allora un bambino può gettare nelle acque che arriveranno al trono di grazia del Signore la sua preghiera che sia guarito dalle tonsille, ed è guarito. Una donna può invocare il nome del Signore perché la sua gamba sia guarita, ed è guarita. Un padre e una madre possono pregare per la salvezza dei propri figli e vedranno quei figli andare ai piedi del Signore. Abbiamo delle storie nella nostra Chiesa proprio di questo, di figli che i genitori erano ignari, venivano al Signore nel segreto, dopo molto tempo, e così via. Confidiamo in Dio, continuiamo a servire il Signore. Per la fede non ci scoraggeremo, e Dio l'ha promesso, Lui risponderà. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore.